Vicepresidente, oggi è stato presentato il progetto Interreg Italia-Österreich, riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia, l'arte del cammino. Lei lo ha definito un progetto di respiro strategico per la nostra regione, perché? Perché oggi parlare di cammini significa parlare di migliaia e migliaia di camminatori e quindi di ospiti, di persone che attraversano la nostra regione e che cercano all'interno di essa emozioni da un lato e ricerca di se stessi. Per fare tutto questo c'è bisogno però di avere infrastrutture, bisogno di dare accoglienza, bisogno di infrastrutturare un territorio. Questo è un progetto Interreg, vale 1 milione di euro e all'interno di questo vanno poi innestati tutta una serie di altre progettualità molto significative. Quindi è evidente che per la prima volta parliamo in questa regione di un'infrastrutturazione, oltre a quella legata alle ciclabili, anche legata ai camminatori, e quindi è un progetto pilota da un lato e altamente sperimentale e innovativo.